A un anno e mezzo dal referendum sull'autonomia, i veneti sono chiamati nuovamente a far sentire la propria voce. Stavolta però non serve andare alle urne, è sufficiente recarsi in municipio per firmare il riconoscimento della lingua veneta da parte dello Stato italiano. L'iniziativa apolitica e apartitica chiede che il veneto venga aggiunto alle 12 lingue già riconosciute e ha bisogno di 50.000 firme. Sull'argomento si sono levate numerose voci autorevoli, ecco quella dell'Accademia de Bona Creanza. In tutti i comuni del Veneto si può andare a firmare, solitamente nell'ufficio anagrafe e l'ufficio elettorale, ci sono i moduli già pronti e si deve andare a firmare entro il 20 di settembre, ma insomma andai subito che così la roba si è fatta. L'obiettivo è ambizioso, ma comunque a portata di mano. Puntiamo ad arrivare a 50.000 firme, cosa che ci consentirà di proseguire con l'iter per il riconoscimento della lingua veneta. Insomma, se riconosciuto il furlan, se riconosciuto il ladin, insomma, se poi i furlani, i sardi e i ladini poi daremo anche a altri veneti, no? La lingua veneta infatti è già riconosciuta all'estero. La nostra lingua, la SESA, entra in parte con dei progetti dentro le scuole, si sono passati in Veneto, ma ben va avanti così a sto punto. E la lingua veneta, la SE è veramente importante, si è riconosciuta in Brasile, addirittura in Slovenia, proprio da marzo del 2019, e riteniamo che si arriva il momento che anche in Italia si riconosce la lingua veneta. Serve quindi un moto d'orgoglio, secondo i promotori di questa iniziativa. Che voi l'intervento, diciamo, il sostegno da parte dei veneti, dire che i veneti ighetien alla propria lingua, che si è riconosciuta da tutti, un po' come tutta la nostra cultura veneta amata, riconosciuta da tutti più da fora che da noi altri stessi. E ora un moto di orgoglio, andiamo a firmare